Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN e adesso è il primo servizio di oggi. Commentiamo con Vito Vittorio, rappresentante della lista civica Angelo Ottavaro, quello che è successo ieri sera al Mecchia. È saltato il numero legale, questo lo si sa, però bisogna fare dei distinguo, Vittorio. Perché è saltato il numero legale? Perché voi non potevate partecipare al Consiglio, almeno questo è il concetto che forse è sfuggito. Beh certo, io intanto voglio esprimere il disagio dei cittadini di fronte a una situazione che sta diventando sempre ogni giorno più pesante, è una situazione che i cittadini non comprendono, questo teatrino, le polemiche, i mezzi, le scaramucce sono cose che certamente ai cittadini non interessano. Ieri il Consiglio non si è tenuto perché non si poteva tenere. C'è un decreto del Consiglio di Stato che non consentiva la celebrazione del Consiglio Comunale. Il sindaco di questo era informato, sin da ieri mattina gli è arrivata una comunicazione ed è stata inviata anche la stessa comunicazione in prefettura. Il sindaco ha voluto lo stesso calcare la mano, cioè ha fatto un consiglio che sapeva di non poter fare. I consiglieri comunali per iniziativa della coalizione di Antonio Bertoncello sono sospesi. Il sindaco aveva detto che non avrebbe fatto ricorso al Consiglio di Stato sul provvedimento cautelare, l'ha ripetuto il giorno 24 all'incontro che ho avuto con lui. C'è qui un documento che dimostra che il giorno 22 è stato presentato un ricorso al Consiglio di Stato. La volontà del legislatore di garantire la governabilità è chiara e deve essere assicurata. Su tali questioni è stato presentato un ricorso al TAR che esprimeva nel merito della sola composizione del Consiglio Comunale in ottobre. Il TAR ha respinto la richiesta di sospensione della convalida degli eletti. Sulla decisione del TAR di negare la sospensiva ho ritenuto di non fare ricorso al Consiglio di Stato per evitare il blocco totale del Consiglio. È evidente che se il TAR non accoglie il ricorso chiederò di opporre appello al Consiglio di Stato perché rigetterò fino in fondo quanto è necessario per tutelare il voto dei cittadini. Altra questione è che un candidato consigliere a livello personale, per tutelare il proprio interesse legittimo, abbia eccepito sull'assegnazione di un seggio ricorrendo in questo senso al Consiglio di Stato. Tale ricorso è ovviamente legittimo, anche in passato vi sono stati ricorsi elettorali individuali, ricordo quello di Fondazione e quello del consigliere D'Angelo della Portovalo Vogliano. Il Consiglio di Stato si è espresso per la sospensiva dell'ordinanza del TAR e quindi, sentita a riguardo la segretaria e avendo ricevuto una nota che è legale, ho ritenuto doveroso e obbligatorio confermare la convocazione del Consiglio Comunale pur in assenza di un consigliere che risulta per ora sospeso. Sulla legittimità della seduta è pervenuta questa mattina una diffida da parte del legale del consigliere Tavaro. La segretaria generale, alla quale compete esprimere su tale questione il parere previsto dalla legge, ritiene che il Consiglio Comunale, essendo un organo rappresentativo e non un collegio perfetto, può riunirsi anche in assenza di un consigliere. L'ordinanza del Consiglio di Stato ha sospeso l'ordinanza del TAR con riferimento alla richiesta del signor Confortin e quindi deve ritenersi riferita al solo seggio oggetto del ricorso. Non c'è nessuna volontà di impedimento nei confronti del signor Correa. Il Consiglio di Stato potrebbe peraltro fin dal 25 agosto ripristinare ruolo e funzioni. La sua posizione è solo per ora sospesa.